Sono risultati negativi al tampone i 24 compagni di classe e 5 insegnanti della scuola Umberto I di Pieve di Curtarolo. L'allarme era scattato dopo la positività al Covid di un alunno di classe terza. Immediatamente è scattata la quarantena che durerà fino al 3 ottobre, quindi i ragazzi rientreranno in classe il 5 di ottobre. Il ragazzo positivo ha sintomi lievi, la situazione è sotto controllo, assicura il sindaco di Curtarolo Martina Rocchio. Un caso di positività anche alla scuola dell'infanzia della frazione di Loreggiola di Loreggia. Sono 20 i bambini in quarantena, al momento sono risultati negativi al tampone. Tutti i compagni, ha confermato il sindaco di Loreggia Fabio Bui. Un alunno positivo anche nel plesso scolastico di Tre Baseleghe, dove sono state sospese le lezioni in 3 classi. Gli altri alunni sono negativi, ma va osservata la quarantena, spiega il sindaco Antonella Zoggia, che risponde anche alla mamma che attraverso la nostra emittente aveva denunciato assembramenti di genitori davanti alla scuola. Il Comune insieme con la scuola ha stabilito il piano di sicurezza per gli ingressi a scuola, per tutte le misure di sicurezza riguardanti la scuola e sta rispettando tutte le linee guida. Naturalmente stiamo cercando anche di migliorare ulteriormente il problema dell'accesso a scuola, creando dei nuovi accessi o degli accessi più scorrevoli. Volevo però sottolineare che gli assembramenti dei genitori, a parte che non sono così numerosi o pericolosi, ma è prima di tutto responsabilità dei singoli rispettare la norma del distanziamento. I tamponi ai bambini vengono effettuati dopo la valutazione del pediatra e si possono fare nei 5 distretti dell'USL, 6 in tutta la provincia, nelle fasce dedicate esclusivamente ai bambini dalle 7:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 14 e nei 2 container allestiti all'esterno della pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova.